La Dimonios sbarca a Porto Torres, attiva la nuova linea con Vado Ligure e acque agitate per la Tirrenia. Buongiorno dunque Dimonios, la seconda nave della flotta sarda è arrivata a Porto Torres poco prima delle 7, passeggeri soddisfatti per l'accoglienza a bordo, il servizio è stato definito ottimo, ma non mancano le polemiche e le proteste degli armatori privati interessati ad acquisire Tirrenia. I nostri servizi. Sono le 6:40 quando la nave Dimonios si affaccia sul Golfo dell'Asinara, 11 ore di traversata da Vado Ligure al Molo Asi di Porto Torres. Dopo Scintu, che dal 15 giugno copre la rotta tra Golfo Aranci e Civitavecchia, anche il secondo collegamento della flotta sarda, inaugurato ieri, è già un successo. A parlar chiaro sono i numeri: Dimonios viaggia a pieno carico, ma sono soprattutto le reazioni dei passeggeri e entusiasti, sia per l'accoglienza a bordo che per il risparmio. Un viaggio meraviglioso, guardi, dopo tanti anni un viaggio un personale straordinario, il cibo molto buono, tutto perfetto, veramente, complimenti. Sì, si risparmia, sì, si sta bene, si viaggia bene. Siamo arrivati bene, abbiamo dormito bene. Un bel viaggio, una bella accoglienza. Bellissimo, vorremmo farlo tutti i giorni. E prima del viaggio verso le mete delle vacanze un dolce omaggio ai passeggeri con la degustazione dei prodotti tipici dell'isola. I 2 collegamenti della Saremar andranno avanti sino al prossimo 15 settembre, anche se non mancano le polemiche e le proteste da parte degli armatori privati interessati ad acquisire Tirrenia. Questa iniziativa serve a costringere anche il governo ed i privati a trovare un nuovo punto di equilibrio sul Tirreno. Se vorranno costruirlo con noi c'è apertura al dialogo. Diversamente noi faremo le nostre scelte e non ci spaventa neanche prendere la responsabilità di guidare noi Tirrenia. Non usa mezzi termini l'assessore regionale ai trasporti. Cristian Solinas rincara la dose, chiedono l'intervento del governo e minacciano di denunciare la flotta sarda a Bruxelles. Facciano quello che vogliono, noi difendiamo le ragioni del popolo sardo. Avanti tutta con i traghetti della Saremar. Insieme a Solinas l'ha confermato stamattina l'assessore al turismo Crisponi all'arrivo a Porto Torres della seconda nave, la Dimonios, partita ieri sera da Vado Ligure, e della risposta ai malumori della cordata a Ponte Grimaldi Onorato, l'unica ad aver avanzato un'offerta per l'acquisizione della Tirrenia. La privatizzazione è in acque agitate. Questa settimana continueranno gli incontri fra il commissario straordinario della compagnia, Giancarlo D'Andrea, il governo e gli armatori privati interessati all'acquisto. L'aggiudicazione prevista per il 1° luglio rischia di slittare. Le 2 strade, flotta sarda e privatizzazione Tirrenia, sono indipendenti, l'ha rimarcato nei giorni scorsi il commissario D'Andrea. Si tratta ora di ricomporre gli umori, fanno sapere dall'ufficio stampa, ma l'ipotesi che la procedura vada a monte appare difficile e fa discutere la proposta dei dipendenti di diventare proprietari della società di navigazione, mettendo a disposizione i loro TFR come base di capitale. Aprire a un nuovo soggetto vorrebbe dire invalidare quanto fatto finora, ma i 1.400 lavoratori hanno incaricato uno studio legale per verificare la fattibilità del progetto e chiedono alla politica di restare fuori.